Con il padre di Mara Navarria, ci racconti qualcosa di questa grandissima vittoria a Parigi? Per me è stata una grandissima emozione, vissuta insieme con gli altri miei figli da casa, mentre mia moglie era lì al Grand Palais e abbiamo gioito, siamo stati contenti, ci siamo commossi, insomma, ecco, questo è il primo dato. E il secondo direi che per Mara è la conclusione ottima, insomma, di tutta una sua lunga carriera che ha dato un sacco di frutti. Non è il giudizio sulla carriera, è capitato così ed è bello che sia capitato così, è una carriera che comunque sarebbe stata positiva e diciamo che adesso si apre per lei una nuova fase, ecco, no? Chiuso così in bellezza, insomma, la sua parte, diciamo, di attività atletica, adesso Mara ha diversi altri progetti, lo ha sempre detto, la vita non si esaurisce nello sport, è un elemento importante, fondamentale è stato per lei, però ecco, gli si aprono tanti e nuovi orizzonti. Abbiamo notato che Mara Navarria appena finito ha festeggiato con la bandiera del Friuli, il Friuli un po' nel cuore, anche perché il padre comunque è un esperto del Friuli. Boh, posso aver influito, però io mi sono accorto che lei ha sentito questa necessità di collegarsi alle sue radici quando ha vissuto a Roma, da giovane si è trasferita a Roma e da Roma si è accorta che lì in una dimensione molto più vasta della metropoli, insomma, si è accorta che gli mancava la dimensione della sua terra, del suo paese, anche lei menziona sempre Carlino, porta con sé sempre la sua bandiera del Friuli da esporre dopo ogni vittoria, perché questa è una cosa che veramente sente, ecco, e penso che il suo impegno anche sarà rivolto non solo a rappresentare come ha fatto adesso, ma anche si impegnerà, penso, in qualche maniera per la sua terra. Certo.